Salve e benvenuti. Oggi apriamo una finestra su un momento molto particolare, cruciale della storia italiana, la Prima Guerra Mondiale. Lo facciamo attraverso le pagine di un romanzo, Ragazzi del 99 di Roberto Cavasin. E il sottotitolo, guardate, dice già tantissimo. Li chiamavano ragazzi ma diventarono uomini troppo rapidamente. Per questa nostra chiacchierata, questa esplorazione, useremo alcuni estratti dal libro, l'introduzione dell'autore, i primi capitoli, quelli che avviano la storia. L'idea è, far assaporare un po' l'atmosfera, la forza di quest'opera, capire perché è importante, perché tocca ancora oggi, ma ovviamente senza svelare troppo della trama. Vogliamo incuriosire, non rovinare la lettura. Ci concentreremo quindi sul contesto, l'intento di Cavasin e i primissimi passi del protagonista. Esattamente. È un romanzo storico, sì, ma con un obiettivo, diciamo, molto specifico, ambizioso anche. Vuole ridare una voce, un volto, un'umanità a una generazione intera, quella dei nati nel 1899, che spesso ricordiamo solo con quell'etichetta collettiva, no? I ragazzi del 99. Giovanissimi veramente, gettati nella mischia nel momento forse più buio per l'Italia in quella guerra, proprio alla soglia dell'età adulta. E l'autore, Roberto Cavasin, lo dice proprio chiaramente nell'introduzione. Parla di questo tentativo di restituire voce e umanità. Non solo soldati, ma un simbolo di una generazione costretta a crescere troppo in fretta. E poi apre il libro con quella citazione incredibile di Armando Diaz. Fa venire la pelle d'oca. Eh sì, quella del capo di Stato Maggiore. Le ho visti i ragazzi del 99. Andavano in prima linea cantando. Li ho visti tornare in esigua schiera. Cantavano ancora. Parole pesantissime, che danno la misura del dramma, ma anche di una certa resilienza incredibile. Per capire bene dobbiamo però fare un passo indietro, al contesto storico. Siamo tra la fine del 1917 e l'inizio del 18. L'Italia è ferita, profondamente. C'è stata la disfazza di Caporetto, nell'ottobre 17. Una crisi enorme, militare, politica, morale. Un vero trauma nazionale. Assolutamente. L'esercito ha subito perdite spaventose, il fronte è crollato, arretrato fino al Piave, e il Piave da fiume diventa qualcos'altro. Diventa l'ultima linea, un simbolo quasi sacro della resistenza. L'ultima trincea, si diceva. Proprio così. E in questa situazione, disperata, governo e comandi militari fanno una scelta estrema. Chiamano alle armi in anticipo la classe 1899. I diciottenni. Appena diciottenni. Esatto. Pensiamoci un attimo. Ragazzi che fino a pochi mesi prima che facevano? Studiavano, lavoravano nei campi, in fabbrica, arrivano da tutta Italia, spesso con un addestramento, frettoloso per forza di cose. L'urgenza era massima. E diventano loro, quasi all'improvviso, l'ultima carta, la speranza per tenere il Piave e forse salvare il paese. E qui entra in gioco l'autore, Cavasin. È interessante notare che non è solo uno scrittore. La sua biografia ci dice che è un appassionato di storia del Novecento, ma anche fotografo, e specializzato proprio in quei luoghi. Sì, il Nord-Est, i luoghi delle guerre mondiali. Ha pubblicato guide su bunker, trincee, sentieri della Grande Guerra. E questa sua conoscenza così profonda, fisica quasi, dei luoghi, secondo te si sente nel libro? Trapela? Secondo me sì. Assolutamente. Si percepisce una grande familiarità con quei paesaggi, con le atmosfere. Quei luoghi parlano nel romanzo. Questo dà una marcia in più all'autenticità. Non è solo una ricostruzione a tavolino, è un valore aggiunto notevole. Però attenzione, c'è una precisazione importante che fa l'autore stesso. Ah sì, giusto. Lo dice chiaramente. È un'opera di finzione. Nomi, personaggi, eventi specifici sono inventati o usati in modo fittizio, anche se l'ispirazione è reale, ovvio. Certo, l'ispirazione viene da fatti e contesti verissimi. Ma questa scelta, quella della finzione, cosa permette di fare in più rispetto magari a un saggio storico? Permette di andare oltre la semplice cronaca, di esplorare l'interno dei personaggi, di dare spazio alle emozioni, alle paure, ai dubbi, alle speranze, ai legami che nascono in quelle condizioni estreme. Attraverso la storia di Antonio, che è inventata, Cavasin può provare a raccontare l'esperienza, diciamo, universale di quella generazione. La finzione diventa uno strumento per toccare una verità emotiva. Una verità umana, che magari documenti da soli non colgono. Esatto.
La storiografia ha i suoi limiti nel catturare quella dimensione lì, così intima. Allora entriamoci in questa storia. Conosciamo Antonio. Il romanzo ci butta subito lì, nel suo ultimo giorno a casa. Un paesino contadino in Piemonte. Ha 18 anni, è il primogenito. E l'autore è bravissimo a usare dettagli concreti. Si sente il gelo dell'inverno, quel silenzio pesante all'alba in cucina, persino l'odore del caffè d'orzo. Sì, quel caffè d'orzo che di solito sa di casa, quel giorno sembra amaro. Quasi un presagio, come dicevi. È una scena molto delicata. C'è la madre, Rosa, descritta come una figura forte ma silenziosa, che gli dà un rosario. Non perderlo mai. Poche parole, ma pesano. Eh sì. E poi i fratellini, Pietro e Mario, che sono piccoli, non capiscono fino in fondo. E il padre, Giovanni, uomo rude dei campi. Lo accompagna al carro, ma non riesce a guardarlo negli occhi. Questo dettaglio è potentissimo. È un addio fatto di non detti, di gesti trattenuti. Comunica il dolore forse più delle lacrime. Vero. E subito dopo, alla stazione, la scena si allarga. Antonio non è solo. Ritrova 2 amici d'infanzia. Partono anche loro. Carlo, più esuberante, quasi spavaldo, forse per nascondere la paura, chissà. Probabile. E Francesco invece più timido, introverso. Anche lui con un rosario in mano. E c'è quel momento in cui si ricordano le marachelle da bambini. Sì, i giochi, le fughe da scuola, un attimo di leggerezza, di vita prima. Che rende ancora più netto il taglio con quello che gli aspetta. Ed emerge subito un tema chiave, il cameratismo. L'amicizia, il gruppo. Esatto. Quella frase di Carlo, qualunque cosa accada, siamo insieme, no? È semplice, ma dice tutto. Quel bisogno di non essere soli. Diventa subito un filo rosso questo legame tra i tre. Ma poi c'è il Giorgio, il treno. Altro quadro molto vivido. Com'è descritto? È un'immersione in un altro mondo. Il vagone è stretto, pieno di ragazzi come loro, ma ci sono anche soldati più anziani, diciamo, più esperti. L'aria è pesante, odore di sudore, di tabacco, di legno vecchio. Non è più l'odore di casa. Cambia tutto. Cambia tutto. E poi incontrano i veterani. Quelli che il fronte l'hanno già visto. E le loro parole sono dure, disilluse. Smontano tutta la retorica sulla guerra. Niente eroismi. Ma che? Parlano di freddo, fame, pidocchi, del rumore continuo, assordante, delle granate. La realtà nuda e cruda. Immagino l'effetto su questi 18enni. Devastante, credo. E il primo contatto brutale con la realtà della guerra, quella vera. Spegne ogni entusiasmo, ogni idea un po' romantica che potevano avere. E in questo clima, anche quando iniziano a cantare la leggenda del Piave. Che è un canto patriottico per eccellenza. Certo, ma lì, in quel vagone, assume un altro sapore. E il canto di chi sta andando proprio lì, verso quel fiume, verso quel destino. È più cupo, più consapevole, meno festoso. Dopo il viaggio, arrivano, vicino al fronte, sul Montello, quella zona di colline sopra il Piave. Il paesaggio, come viene reso? Il cambiamento è graduale ma molto efficace. Prima vedi le montagne, l'altopiano, il Grappa, maestose ma ancora lontane. Poi, avvicinandosi, iniziano a vedere i segni della guerra. Case abbandonate, alcune distrutte dai bombardamenti. L'immagine delle finestre come occhi vuoti è forte. Sì, suggerisce proprio lo svuotamento della vita. E poi l'incontro con i profughi, altro momento chiave. Che li colpisce molto, mi sembra di capire. Eh sì, vedere quelle famiglie sui carretti con le loro poche cose, i volti stanchi, spaventati, è un altro pugno nello stomaco. Rende la guerra ancora più concreta. Non è più un concetto astratto, ma qualcosa che ti porta via la casa, ti sradica. È lì che Francesco dice quella frase. Non è solo una guerra, Carlo, è la nostra casa che stiamo rischiando. Capiscono cosa c'è in gioco veramente. Forse per la prima volta in modo così diretto. Capiscono cosa sono lì a difendere. Vedere i civili soffrire così deve essere stato terribile per delle reclute così giovani. La linea tra il fronte e casa si assottiglia. Proprio così. Il Piave, il Montello, non sono più solo nomi sulla carta geografica. Diventano il muro che protegge le loro famiglie, i loro paesi. La responsabilità che sentono addosso diventa enorme. Fallire lì significa aprire la strada al nemico, verso casa loro. In questi primi capitoli l'autore poi inserisce altri elementi, costruisce la tensione, anche senza mandarli subito in combattimento.
Si parla dei feriti che tornano indietro. Un'altra visione terribile. Il libro racconta dell'incontro con un loro vicino di casa, il signor Armando. Lo conoscevano da bambini, ora è irriconoscibile, segnato dalle battaglie sul Carso e poi sul Piave. È lui che racconta degli scontri a Saletto pochi giorni prima, delle infiltrazioni nemiche, ma racconta anche, ed è importante, del coraggio, dei bersaglieri e proprio dei ragazzi del 99. Ah, quindi si accenna già al loro impatto. Sì, al fatto che in alcune azioni, come al Molino della Sega, hanno avuto il loro battesimo del fuoco. Terribile, ma hanno tenuto. Quindi anche attraverso questi racconti indiretti si capisce la durezza ma anche il ruolo che questi ragazzi iniziano ad avere. Esatto, Cavasina dosa bene le informazioni, fa sentire il pericolo imminente, la violenza dei combattimenti, ma senza mostrarli ancora direttamente ai protagonisti. Cita luoghi precisi, Molino della Sega, Fagaré, Zenson, nomi che per chi conosce quella storia sono carichi di significato, battaglie sanguinose per il Piave, e accenna anche all'addestramento, quello accelerato, le maschere antigas, le bombe a mano sipe, e persino qualche episodio di ottusità di certi ufficiali. Quel generale che li prende in giro. Tutti dettagli che creano un quadro davvero ricco, fin da subito. Non è solo una storia, è un'immersione in quel momento. È proprio questa la forza che si sente. La base storica è solida, si vede la ricerca, la passione di Cavasin per quei luoghi e quel periodo. Lo confermano anche le sue altre pubblicazioni. Ma il punto forte è come intreccia questa base storica con le storie personali, le emozioni dei personaggi. La paura, l'amicizia che nasce, le riflessioni davanti ai profughi. Sono questi gli elementi che rendono la storia con la S maiuscola umana, accessibile, toccante. Allora, proviamo a tirare le fila, perché Ragazzi del 99 sembra un libro da scoprire. Cos'ha di speciale, potenzialmente? Credo stia nella sua capacità di raccontare la grande storia attraverso gli occhi dei piccoli, ragazzi comuni, non eroi da manuale, catapultati in una situazione più grande di loro, terribile. Non è solo un racconto di battaglie, anche se ci saranno di sicuro, è di più. È un'esplorazione del trauma, della crescita forzata, della perdita dell'innocenza. Una specie di romanzo di formazione accelerato e brutale, quindi. Imposto dalla guerra. Parla di paura, certo, ma anche di coraggio, di amicizia come ancora di salvezza, del sacrificio. E si sente forte, come dicevi, la volontà di onorare la memoria di questi giovani, di restituire loro un volto, un nome. Esatto, un romanzo storico ben fatto, e questo sembra prometterlo. Ha questo potere, accorcia le distanze, ci fa sentire vicini a eventi e persone lontane. Eventi che altrimenti resterebbero numeri, date, fatti astratti sui libri. Cavasin sembra volerci prendere per mano e portarci lì, sul Piave, nel 1918, accanto a Tonio, Carlo, Francesco, per farci sentire un po' il peso di quel momento e farci riflettere sul costo umano della guerra, sul senso di parole come dovere, resilienza, speranza anche nel buio. È un invito forte, sì. Ricordiamo allora il titolo, Ragazzi del 99. L'autore è Roberto Cavasin e il sottotitolo, Li chiamavano ragazzi ma diventarono uomini troppo rapidamente. Un'occasione per guardare una pagina fondamentale della nostra storia, con occhi diversi, più intimi. E forse possiamo lasciare chi ci ascolta con una domanda, uno spunto. In che modo la narrativa, la finzione, ben radicata nella storia, può a volte illuminare le verità profonde, specialmente quelle più scomode, più dolorose, magari in un modo diverso, più incisivo della pura saggistica. E cosa possiamo imparare oggi dall'eredità di quei ragazzi? Un'eredità forse un po' dimenticata, quei ragazzi costretti a diventare adulti troppo in fretta, su un fiume chiamato Piave. Grazie per averci seguito in questa esplorazione.